Giorgetti la proposta di limitare a 2 i mandati di consigliere in regione. Se ne discute appunto anche in Consiglio, ma non tutti sono d'accordo. Lucia Cappelletti. La levata di scudi contro la proposta di limitare a 2 i mandati dei consiglieri regionali è partita dagli assessori della giunta Zaia, nomi di peso come il titolare della delega ai lavori pubblici Massimo Giorgetti o al lavoro Elena Donazzan, ma a protestare insieme a loro ci sono anche i leghisti Conte, Stival e Ciambetti e poi ancora gli assessori Finozzi e Coppola. Una posizione opposta rispetto allo stesso Zaia che sulla proposta di legge avanzata dal capogruppo di Forza Italia Padrin aveva espresso parere favorevole. La mia è una posizione favorevole, da capogruppo ho sottoscritto il progetto di legge. Non ho difficoltà ad ammettere che ci sono colleghi che magari la pensano diversamente, anche se io ritengo che sia un passaggio importante proprio per consentire anche un po' di ricambio. Sulla stessa lunghezza d'onda il PD, che da tempo applica questa regola al suo interno. Il gruppo si dice pronto ad approvare la proposta, fermo restando i dubbi di alcuni consiglieri su un'eventuale incostituzionalità del provvedimento. Sul piano giuridico è chiaramente incostituzionale la proposta, si pensi solo al fatto che per esempio non si può retroagire e si pensi solo al fatto ad esempio che un consigliere regionale che ha fatto 2 mandati secondo questa proposta non potrebbe neanche candidarsi a Presidente della Regione, che è una riduzione di un diritto di elettorato passivo che non può essere compresso. Una proposta scomoda che secondo alcuni non reggerà al voto dell'Aula, dove le diverse posizioni dovranno trovare una mediazione. Non sempre sono i mandati che danno l'anzianità o fanno dire che uno ha esaurito le sue scorte. Non è quindi una manovra elettorale come qualcuno ha ipotizzato? Ma sicuramente il tempo di presentazione fa pensare che sia anche una manovra elettorale. Tante volte per pensare male ci si azzecca. È pesante il bilancio del maltempo dei giorni scorsi su tutto il Veneto e torna alla ribalta la necessità di intervenire